Quanto sono importanti per lei i temi di questo convegno? Questo convegno è una di quelle tappe importanti in cui si cerca di avvicinare il cittadino alle istituzioni e logicamente renderlo partecipe delle decisioni che vengono prese. Credo che in questo momento in cui abbiamo visto anche dai risultati elettorali delle scorse regionali che un cittadino su 3 non ha partecipato al voto, cioè, vuol dire che sente le istituzioni e la politica molto lontana da lui. Noi dobbiamo cercare i modi per avvicinarlo. Sono già stati avviati diversi progetti che coinvolgono gli studenti, coinvolgono i giovani, coinvolgono gli anziani, tutte le varie fasce d'età. Noi intendiamo proseguire su questo, vogliamo aprire il palazzo alla gente, ecco, questo è importante, ma credo che il fatto di di avvicinare le istituzioni alla gente sia un diritto da parte di tutti dei cittadini, un dovere da parte nostra, perché solamente se c'è partecipazione e democrazia c'è anche poi libertà.